Una persona amica di Sardegna DS, il nostro portale che parla di sport, e questa volta con grande piacere che ripresentiamo Mario Scarsella, presidente nazionale della Fitarco, in Sardegna ormai aficionados, sardo adozione, però questa Coppa delle Regioni davvero sarà uno spettacolo. Beh, prima di tutto ti saluto con molto volentieri. Sono tornato in Sardegna, torno in Sardegna sempre molto volentieri anche. Quindi essere qui oggi con tutta la base della Fitarco è un piacere e un onore. L'unica cosa devo farti subito però un rimprovero. Io ieri sera sono uscito con la giacca a vento, oggi forse qui non so se avete acceso il forno crematorio, però ci stiamo arrivando vicino, no, è uno scherzo, perché in tutte le parti d'Italia so benissimo che siamo in questa situazione, quindi cerchiamo anche di portarla un po' alla lunga questa cerimonia onde evitare che qualcuno ci cada per strada. È bello essere qui, è bello poter portare tutta l'arcieria italiana in Sardegna, almeno una volta. Sono anni che Paolo, Pino e tutti i sardi volevano questo cosa qua e obiettivamente per noi è stato un piacere e un onore accontentarli, essere qui nell'anno preolimpico e dare anche la soddisfazione a tutti gli italiani che sono qui oggi a gareggiare di vedere una bellissima terra come la Sardegna. Speriamo che in mezzo a tutti questi atleti, e vi ricordo i numeri sono davvero da record, possiamo trovare i nuovi Frangilli, i nuovi Nespoli e quant'altro. Beh, io me lo auguro di cuore, abbiamo ringiovanito un po' tutte le regioni anche col nuovo regolamento, quindi speriamo proprio di trovare questi nuovi soggetti di elevata qualità arcieristica. Anche se ti posso dire, sto arrivando oggi, ero con Paolo in Bielorussia e in questa manifestazione realmente i nostri ragazzi ci hanno fatto vedere dell'incredibile. Eravamo mogi dopo i campionati del mondo di Hertogenbosch, adesso forse siamo fin troppo euforici, però ci hanno dato dimostrazione che ci sono, che danno l'anima per la nostra federazione e quindi da questa tua, non radio, da questa tua punto di osservazione dello sport regionale voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, dal capomissione agli atleti e ufficialmente ringraziarli a nome mio e a nome della federazione, sperando come tu dici che non dobbiamo fermarci qui ma dobbiamo proseguire con la base che ci starà sempre vicino, con tutti i presidenti regionali che lavorano per questo e quindi per noi sarà un grandissimo onore ricevere questi ragazzi in nazionale. Grazie Presidente. Grazie a te e buon lavoro, te lo meriti.